nulla vieta comunque che possa trattarsi di una morte naturale per entrambi, proprio perché erano in simbiosi loro due, loro vivevano all'interno della loro proprietà, per cui posso pensare che magari manchi uno o l'altra e ci sia una reazione della persona che vede cosa è successo all'altro. Lo spera con tutto il cuore la sindaca di Fara Vicentino, Teresa Sperotto, che si tratti di una morte naturale, niente di più, ma sarà soltanto l'autopsia a far luce sulle vere cause del decesso e a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Lanfranco Simonato e Gianna Cunico. Conoscevo lui di vista, lei non l'avevo mai vista o se l'ho vista non sapevo fosse sua moglie, conducevano una vita molto riservata, molto discreta e si vedevano pochissimo in paese se non per atti comunali o diciamo incombenze normative. Una coppia molto riservata, facevano quasi tutto insieme, in simbiosi, come ci ha raccontato la sindaca. Uscivano poco di casa, conducevano una vita in due. A dare l'allarme sulla loro scomparsa sarebbe stata la sorella di Gianna Cunico, che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con nessuno dei due. I vicini di casa non avevano notato nulla di particolare. Tra l'altro, proprio loro, i vicini, sono i fratelli di Lanfranco, ma a quanto pare la situazione in famiglia non era delle migliori, avevano interrotto i rapporti. Di sicuro si vedevano poco tra loro tre. Ieri era presente il fratello Walter e l'altro non c'era, è stato chiamato dai carabinieri, era lì, ha fatto le sue deposizioni anche lui. Un'altra perdita per la comunità di Fara Vicentino che lascia il suo segno, soprattutto perché questa vicenda resta tuttora avvolta nel mistero e la gente continua a chiedersi cosa sia realmente accaduto. Decisamente una grande tragedia e veramente un senso di smarrimento, quello sì.